Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria da questa mattina, ma dal 21 febbraio scorso, per raccontarvi, informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sapete voi, in questa parte della nostra informazione noi facciamo delle interviste, andiamo a sentire delle persone, dei sindaci, le istituzioni, le persone che stanno lavorando per portare avanti la gestione di questa emergenza coronavirus in Veneto. Stiamo aspettando di avere il via libera dal sindaco di Rossano, Veneto, Morena Martini, con la quale saremo collegati fra pochi istanti. Vediamo se il sindaco è già disponibile. Naturalmente vi ricordiamo che in questo particolare momento storico è indispensabile fare delle interviste solo virtuali. Anche il nostro direttore Luigi Bacciali alla sera su Focus non ha più gli ospiti in studio. Abbiamo degli ospiti telematici, virtuali, non sono qui, sono a casa loro, in studio, in ufficio, collegati via Skype con noi, ed è come averli qui. Naturalmente questo sarà un modo di gestire l'informazione in Veneto, ma in generale l'informazione che d'ora in poi tutti noi operatori del settore dovremo utilizzare. Vedo che il sindaco, come sempre, puntualissima e precisa, è già collegata con noi. Sindaco, buongiorno, ci sente? Sì, io vi sento, Benissimo, voi? bisogna sempre fare questo check, purtroppo mi senti, perché la tecnologia è molto avanzata, ma c'è sempre bisogno della conferma. Intanto grazie per essere qui con noi. È un sindaco che ha più impegni, perché è un sindaco insegnante, ha tantissime cose da fare. Noi approfittiamo un po' del suo tempo per capire come sta vivendo in questo periodo la vostra popolazione, i sindaci. Cosa fate in questo periodo, passata la prima fase dell'emergenza? Allora, mi sentite? Sì, Sì, sì. perfetto, ecco. Allora, noi abbiamo attivato un po' tutti alcune modalità d'aiuto per venire incontro alla popolazione, quindi passata i primi giorni di emergenza assoluta, abbiamo nel territorio fatto delle proposte per venire incontro alla popolazione. Quindi, per esempio, abbiamo istituito la consegna dei medicinali e della spesa a domicilio tramite i volontari civici, che è un corpo apposito, diciamo, che collabora con il comune di Rossano, dove entrano a far parte dei volontari tutti i tecnici della protezione civile, ma anche degli amici degli alpini, ma anche giovani ragazzi che hanno riscoperto questa voglia di aiutare il proprio paese. Quindi consegna di medicinali, consegna di pasti a domicilio, un servizio in collaborazione con la cooperativa La Goccia di psicologi e anche di educatori per quelle famiglie che lo necessitano. Penso alle famiglie con ammalati Covid in casa, in quarantena in casa, ma penso anche a tanti casi di ragazzi che si trovano a gestire un apprendimento online che vi assicuro non è facile per loro, non è facile per gli insegnanti e non è facile per le famiglie, perché è un modo diverso di rapportarsi con l'ente scuola che non ha mai cessato di funzionare. Ecco, quindi, e poi tutta la parte amministrativa che dovremo continuare a proporre per esempio noi abbiamo azzerato le cosiddette multe se uno paga in ritardo, quindi se uno paga in ritardo quelle che sono purtroppo le tasse che bisogna pagare perché non sono state rinviate, il governo in questo momento qua sta dando delle informazioni che purtroppo si prestano a molte interpretazioni errate. Però noi abbiamo tolto tutte quelle che sono le penali, quindi se uno paga in ritardo non si vedrà maggiorata la tariffa. E a Benissimo. proposito del governo, stiamo distribuendo i bonus alimentari che non spettano a tutti. Ecco, tanti mi hanno Certo. scritto, ma sono per tutti, sono arrivate appunto anche domande da persone che non ci saremmo mai aspettati, e una volta interpellate telefonicamente la risposta è stata no, ma io non ne ho bisogno, ma siccome aspettano a tutti ho fatto domanda. No, non spettano a tutti, ci sono dei requisiti da rispettare, soprattutto se sono persone già seguite dai servizi sociali. Queste persone continueranno ad essere servite dai servizi sociali, ma la linea dei bonus alimentari è una linea aperta solamente per quelle situazioni che si sono trovate in disagio alimentare
a causa del Covid e quindi hanno perso il lavoro, non hanno hanno lavori a chiamata o a contratto, penso a tutti quelli che lavorano nei bar o nella ristorazione o magari in parrucchieria o dalle estetiste, sono i ragazzi a chiamata. Ecco, tutte queste persone possono beneficiare più tutta la grande parte della fragilità che possono vivere in Certo. questo momento. Anche perché, Sindaco, bisogna fare una considerazione che è un po' arrivata con il tempo, l'abbiamo scoperto con il tempo, non sarà una fine immediata quella dell'emergenza coronavirus, dovremo abituarci a un nuovo stile di vita, noi lo diciamo sempre qui da noi, dalla televisione, mascherine, guanti, gel igienizzanti, ma questo è solo la punta dell'iceberg, le persone dovranno prepararsi a vivere in modo diverso, c'è un prima e un poi, il poi sarà molto diverso per tutti quanti, quindi per i sindaci ma anche per i cittadini, per un tempo che al momento resta indefinito. Assolutamente sì. Io penso per esempio al discorso della scuola. Io non vorrei creare allarmismo nelle giovani mamme, nelle giovani coppie che hanno bambini all'asilo o al nido, ma sarà molto difficile che le scuole di infanzia possano riaprire a settembre. Molto difficile perché mentre nelle scuole, diciamo, secondarie di primo e secondo grado i ragazzi possono capire l'importanza della distanza sociale e quindi anche il fatto di indossare le mascherine o di rispettare dei limiti di distanza, e per i bambini dell'asilo, della scuola d'infanzia, questo è praticamente impossibile. Quindi io la riflessione che sto facendo anche all'interno del mio comune è quella, uno, di iniziare dei lavori di sistemazione dell'asilo già adesso che l'asilo è chiuso, quindi inizieremo per esempio a cambiare la caldaia, a rifare i pavimenti, insomma una serie di cose che avevamo già intenzione di fare. Ma non sono così sicura della riapertura degli asili, quindi pensiamo anche al fatto che questi bambini, nel momento in cui le mamme dovranno rientrare al lavoro, se avranno la fortuna di avere un lavoro, di pensare di istituire delle figure che possono andare ad aiutare a casa, però naturalmente a pagamento. Quindi anche perché quando è scoppiata l'epidemia, molte mamme si erano organizzate, i bambini venivano portati a 4-5 dalla mamma, dall'amica, ma no, cioè il problema è proprio quello che i bambini devono stare divisi per loro, ma anche per quello che loro possono portare a casa. Quindi è un'emergenza che continuerà sicuramente in fasi diverse fino alla fine. Io penso, io mi sono messa in testa così, magari fino alla fine del 2020, anche perché nelle normative emesse dal Ministero della Scuola, dal Ministero della Scuola, sono vietate per tutto l'anno 2020 le escursioni, gli scambi, le gite scolastiche, quindi se a livello ministeriale hanno già pensato ad un'estensione di negatività e quindi di proibizione per quanto riguarda questo tipo di attività scolastiche, insomma, a maggior ragione, dico io, dovremmo pensarlo noi nei nostri singoli comuni. Certo. La situazione non è semplice, la mia grande rabbia, guarda, io ho passato tutta Pasquetta in macchina a rispondere alle telefonate dei miei cittadini perché io ho fatto così, tanto ho pensato sono sindaco per altri 3 anni, quanto mi chiameranno questi cittadini? Ho messo il mio numero di cellulare dentro la confezione delle mascherine che abbiamo distribuito a tutti. Allora noi abbiamo distribuito 7 mascherine a tutte le famiglie. 3 in banda tessuto non tessuto, tipo appunto quelle, fra cui anche quelle della regione, e 2 in stoffa, regalate tra l'altro da dei benefattori locali che ho ringraziato ampiamente. E ho messo anche il mio numero, dico per emergenze, per segnalazioni e tutto, anche questo è il numero del sindaco, chiamatemi tranquillamente. Avevo pensato che se volevo non essere disturbata durante il mio mandato elettorale non mi sarei neanche candidata, no? Quindi a maggior ragione forse avere il numero del sindaco crea anche un po' di sicurezza nelle persone, che è quello che noi vogliamo. Vabbè, quindi hanno visto, giustamente mi hanno chiamata per segnalarmi la festa in giardino, la famiglia che è andata, magari si è spostata invece di 200 metri di 500 metri per prendere il sole. Però quello che dico io è questo: ragazzi, se c'è un nucleo familiare formato da 4 persone che invece di fermarsi a 200 metri ne fa 500 e va in un campo isolato a prendere il sole fra di loro, mangiando e bevendo, è una famiglia, è lì, è un nucleo. È chiaro che bisogna rispettare le distanze da tutti, però poi mi sono trovata anche a gestire
delle situazioni condominiali che erano scesi in strada magari per fare una parola, ma erano tutti lì. Oppure i 3-4 amici che si trovavano all'incrocio per parlare ognuno, cioè queste cose qua purtroppo non le possiamo fare, non le possiamo fare. Tutto quello che noi ritenevamo essere normale, Sì. in questo momento normale non è. Quindi ascoltiamo il nostro presidente che ha la responsabilità di tutti noi e cerchiamo di stare a casa il più possibile. L'emergenza non è finita. Io a Rossano ho 28 casi a Rossano e oggi sono uscita con un nuovo messaggio audio dove dico rimanete a casa perché l'emergenza non è finita. Quindi possiamo dire che questa è la normalità alla quale dobbiamo abituarci per un bel pezzo alla fine, perché la Certo. normalità di prima l'abbiamo persa, dobbiamo tutti entrare nell'ordine di idee che bisognerà cambiare molte cose. Lei mi ha un po' anticipato la domanda che volevo farle, quindi la superiamo sul fatto dei suoi cittadini, se siano stati bravi o meno durante le festività, Sì, ma ci ha sì, spiegato insomma a parte... cioè il 90% dei miei cittadini sono bravissimi, Bene, ma bene, come sempre fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, ecco. certo, Però quello certo. che io voglio dire ai miei cittadini è che anche il sindaco ha una vita, quindi pensate anche a me ogni tanto, no? Io stamattina, come tutti i sindaci, insomma, siamo chiamati a svolgere più di quello che a volte le nostre Sì. forze ci consentono di affrontare. Ecco, quindi Sì. sì, non è una Ma situazione. infatti noi diciamo sempre, a parte che a tutti i sindaci va un grande applauso a tutti i sindaci del Veneto perché Sì, siete il collo di bottiglia fra la popolazione e le istituzioni, siete il punto in cui le istanze della popolazione devono andare verso l'alto e quelle che sono le richieste, le imposizioni, le regole che arrivano dall'alto vanno verso il basso, quindi certo, è una strozzatura la vostra dove passa tutta l'emergenza coronavirus, quindi assolutamente. è un applauso insomma, al quale ci uniamo tutti perché state facendo un lavoro davvero, davvero incredibile. Ma le chiedo anche un'altra informazione e poi capisco che lei sia oberata e quindi poi la lasceremo ai suoi impegni sia personali che di lavoro. Abbiamo parlato finora di famiglia, abbiamo parlato di bambini, ma appare chiaro che la categoria che si troverà a dover affrontare i cambiamenti più importanti con il pagamento della propria vita nel caso di errori, perché l'abbiamo visto che il virus colpisce soprattutto gli anziani, è proprio quella della terza età. Mm. Cosa devono prepararsi ad affrontare i nostri anziani? Allora, guardi, io gli anziani sono una categoria da proteggere a prescindere. Io ne ho l'esempio in casa di riposo. Sono i nostri ragazzi, le nostre signorine e signorini, come li chiamo io, hanno una forza, una scorza che ci lasciano perplessi. Io in casa di riposo ho avuto, si parla di focolaio, ma il focolaio sono stati gli operatori, non gli anziani, perché io anziani ho avuto 2 casi nella mia casa di riposo di anziani ammalati, due. Tutte le altre polmoniti sono state, tutti gli altri raffreddori sono stati trattati all'interno della casa di riposo e sono tutti superati. Io non ho avuto morti in casa di riposo a Rossano. Ecco, se voi avete un'idea di quello che può capitare in una casa di riposo, potete ben pensare che è successo un miracolo dovuto al fatto che questi anziani sono stati curati bene e gestiti bene. Questo per quanto riguarda le case di riposo, che sono degli ambienti da proteggere. Poi c'è tutta la parte dei nostri over 70 che possono ancora deambulare, che possono andare in giro, che possono trovarsi, eccetera, eccetera. Anche per loro vige il discorso che non lo possono più fare, che non potranno più tornare ad una vita di società come prima. Quello che mi preoccupa di più come sindaco è la gestione delle persone sole, di chi vive da solo, perché abbiamo degli uomini e delle donne che vivono da soli e la solitudine nel corso della giornata è un mostro importante da debellare. Ecco, la mia grande preoccupazione è questa. Adesso cercheremo con gli assessorati preposti di trovare dei modi per andare ad individuare queste persone e perseguirle in un momento in cui non ci debba più essere una grande fragilità. Però è chiaro che la regola che vale per i bambini vale per gli adulti e vale per chi adulto già non lo è più.
farò una diretta, io spero che partano i cantieri, adesso io sapete che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, uno nasce ottimista, ho questa fortuna di essere nata ottimista e voglio continuare ad esserlo. Quindi ho detto, adesso che partono tutti questi cantieri, nel momento in cui il prefetto deciderà di poterli far partire, prefetto sentito il governo naturalmente, farò delle gran riprese video dei cantieri che partono a Rossano e li invierò a tutti quanti perché mancheranno, no, i giudizi dei miei anziani che venivano a dirmi come sarebbe stato meglio mettere un tubo o spostare una pietra, no? Ecco, mi mancheranno molto, ma io spero vivamente che la scienza possa trovare una qualche soluzione. E nel frattempo io per prima faccio fatica, mi piacerebbe andare a fare un giro come facevo prima, insomma è un mese e mezzo che io non mi muovo giustamente da Rossano, eppure no, magari come sindaco potrei vantare delle agevolazioni, non lo faccio per dare l'esempio, sapeste quanto mi costa? Mi costa tantissimo, quello che costa a tutti gli altri, però da qui possiamo solo risalire. Io sono moderatamente soddisfatta della situazione che c'è a Rossano, della gente che a Rossano sta lentamente guarendo, perché al momento stanno guarendo tutti. Le uniche 2 persone che erano state ricoverate in ospedale, fra cui ricordo anche il nostro presidente della casa di riposo e quindi una persona che facendo volontariato si è ammalata, ok? Sono state dimesse già da una settimana abbondante e sono negative, si sono negativizzate il secondo tampone, quindi per me questa è la notizia più bella ed è una grande vittoria. Si può sconfiggere questo brutto male, si può, ma con molta attenzione, con l'attenzione di tutti. Credo che questa considerazione finale di Morena Martini, sindaca di Rossano, che ringraziamo moltissimo per la sua disponibilità, ma anche per la carica di energia, di positività che ci ha dato con questa breve diretta, sia insomma il modo giusto per vedere il futuro, e ci piace moltissimo la proposta, che secondo me sarà copiata da molti sindaci, delle dirette Facebook, Skype, quello che preferirete, dei cantieri per i nostri anziani, quando insomma Sì, no, allora guardi, ne faccio già una lunedì mattina perché inizia l'asfaltatura di via San Lorenzo, grazie alla provincia con cui ho parlato oggi, me ne volevano asfaltare solo metà, ma dopo grazie all'intervento anche dei rappresentanti del territorio siamo riusciti ad allungare di 1 chilometro. Quindi ecco, cominceremo con questo cantiere che aspettavamo da tanto tempo e con grande trepidazione, va la bene? vita continua, i cantieri continuano. Vedere un sindaco che nonostante tutto quello che sta passando riesce a sorridere e a progettare, a programmare, a dare consigli con questo piglio, insomma, dà speranza a tutti noi. Grazie Morena Martini. Un bacio a tutti, vi voglio bene. Anche, Grazie a tutti. anche noi vogliamo bene a dei sindaci così. Grazie ancora Ciao a tutti, grazie davvero. Grazie ancora al nostro sindaco. Torniamo in studio perché fra poco avremo in collegamento anche un assessore. Saliremo in altopiano, andiamo a sentire come sta gestendo l'altopiano di Asiago, in particolare la città di Asiago, il futuro del turismo. Adesso dovremo essere collegati a momenti con Nicola Lobbia, assessore al turismo, dicevamo, del comune di Asiago, che vediamo in collegamento qui. Crediamo di poterlo mandare anche subito in onda. Assessore, buongiorno, ci sente? Buongiorno, sento bene, sì. Allora, la qualità del suono è buona, il video magari ballerà un po', lo avvertiamo i nostri telespettatori, però con la tecnologia in questo periodo va così, la banda larga, più o meno larga, diciamo, regge quello che regge, e questo è il sistema ideale per parlare sia fra le persone che fra la TV e quelle che sono le istituzioni. Abbiamo in diretta Nicola Lobbia, assessore al turismo del comune di Asiago, che ci spiega quali sono le strategie che Asiago intende porre in atto per affrontare il futuro, perché Asiago guarda avanti e sono già pronti a progettare, a programmare quello che verrà nel post emergenza. Buongiorno, sì, esattamente, l'attività di promozione turistica, ma non solo, proprio una ristrutturazione del modello di turismo, del fare turismo.
Le richieste sono arrivate dalle categorie, sono arrivate forti dai commercianti, dagli artigiani, dal mondo degli albergatori e dei tour operator. E noi ci siamo subito messi al lavoro responsabilmente per fornire a loro delle risposte concrete. Come? Fidandoci dei professionisti, andando alla ricerca di quei professionisti che nel mercato della realizzazione delle destinazioni turistiche hanno avuto successo, hanno portato le destinazioni turistiche a dei risultati. Noi abbiamo lavorato per molti anni nella destagionalizzazione, cioè nel creare quei contenuti in manifestazioni, in animazione, che portavano la gente durante tutto l'anno. Difatti Asiago ha questa caratteristica che è vivibile ed è apprezzata dai turisti, perché durante tutto il tempo dell'anno è aperta, è viva, è una città viva, è una città di montagna viva. Grazie anche alla luminosità, è proprio una città luminosa e offre al turista, al proprio ospite, quei servizi che non trova in altre destinazioni in montagna. Ora, venendo meno la prerogativa dell'assembramento nelle manifestazioni, noi dobbiamo andare a rimodulare quegli impegni di spesa che erano stati finalizzati per la realizzazione di manifestazioni. E come farlo? Attivandoci per incaricare un professionista nel guidarci nella migliore soluzione da proporre come promozione turistica del territorio. Il territorio deve crescere, deve diventare forte, e questa è un'opportunità anche se ahimè avviene in un momento veramente critico. Questo coronavirus ha messo in ginocchio, ha paralizzato il mondo, però come dicevo prima dobbiamo mettere in campo le migliori energie per dare la possibilità al nostro territorio di uscirne ancora più forte di prima. Certo. Secondo lei, Assessore, cosa dovrà cambiare nell'atteggiamento da una parte del territorio e dall'altra del turista? Sicuramente il territorio deve iniziare a fare rete. Deve fare rete perché abbiamo in questi giorni dove abbiamo iniziato a fare determinati ragionamenti, ci siamo accorti che sappiamo che abbiamo un potenziale, però lo abbiamo coltivato ognuno nel suo ambito amministrativo, nella sua azienda, nel suo piccolo negozio, nella sua piccola attività. Fare rete vuol dire prendere tutte queste risorse, metterle insieme e dire siamo una cosa sola, siamo una cosa unica. Ovviamente promuoveremo la destinazione altopiano anche attraverso la buona denominazione di Asiago, che ha un nome che è conosciuto in tutto il mondo, da Tokyo a New York, quindi sarebbe veramente stupido non utilizzare questa denominazione, però il concetto è proprio questo: non andiamo a chiedere ai nostri conterranei altopianesi di sentirsi asiaghesi. Noi andiamo a dire loro che vogliamo promuovere una destinazione altopiano, certo, e sfruttando questo che deve essere un'opportunità per tutti, utilizzare anche la denominazione Asiago. Certo. E sono sicuro che gli operatori apprezzeranno questo tentativo e aiuteranno alla causa. Certo. Dal punto di vista, dicevamo invece, dei turisti, cosa dovrà cambiare nel loro approccio al vostro territorio? Bella domanda, anche questo è un tema importante. Il mercato del turismo, noi abbiamo perso temporaneamente l'assessore, eravamo in collegamento con Nicola Lobbia, vediamo se riusciamo a riprendere la linea. Sì, sta tornando, è tornato storto, è tornato dritto. Sono cose che succedono, è il bello della diretta, abbiamo ripreso la linea. Stavamo parlando della necessità da parte dei turisti di cambiare. L'approccio del turista. Il turista dovrà ovviamente cercare quegli ampi spazi che il territorio può offrire. Non sarà più un turismo, non faremo più una promozione turistica per creare l'affollamento nell'altopiano. Sarà un turismo costruito, una proposta turistica costruita per dare lo spazio, l'aria
le distanze di sicurezza a tutti quanti, e quindi l'atteggiamento del turista, il turista deve fare quello che deve fare il turista nell'altopiano, cioè vivere la natura, vivere i sentieri, la fitta rete di sentieri che si intrecciano, che partono dalle città e arrivano alle contrade e le stesse le portano in montagna. Su questi sentieri manutentati dal CAI, e quindi tutto un discorso legato alla rifugistica, alla sentieristica, alle opportunità della natura, quale espressione migliore del nostro territorio. Anche perché lo ricordiamo, insomma, tutti i nostri telespettatori di sicuro conoscono l'altopiano, magari c'è qualcuno che ci sta seguendo o su YouTube o in diretta streaming e non conosce bene. Stiamo parlando di un altopiano, di una terra straordinaria dal punto di vista naturalistico, ambientale, ma anche storico. Stiamo parlando di una terra che ha una storia fantastica, e stiamo parlando di un territorio che ha dei gusti straordinari, perché dall'altopiano di Asiago, insomma, è proprio sgorga una sorgente di gusto e tradizione del gusto che ha pochi rivali in Veneto, ma anche nel mondo. Dicevamo prima il nome di Asiago, che in questo caso è legato anche al famoso formaggio, va da New York a Tokyo, e potete giocare su questa straordinaria notorietà una buona fetta del vostro futuro. Esatto, parlavo appunto prima di fare rete utilizzando anche le strategie marketing, di promozione e di comunicazione di due realtà importanti, quale l'ha citato lei, il formaggio Asiago DOP, ma non solo, anche l'Arigoni di Asiago, che nel mercato mondiale è riconosciuto e apprezzato per le sue marmellate, per i suoi prodotti biologici, per l'immenso lavoro che fa il patron Andrea Arigoni nel creare rete all'interno dello stesso altopiano e professare la cultura del biologico. Difatti noi siamo biologici, abbiamo i pascoli delle nostre malghe che a tutti gli effetti sono biologici, e quindi anche come amministrazione comunale stiamo facendo delle operazioni per la certificazione di questi pascoli, e per garantire la salute e la salubrità dell'area e offrire il meglio ai nostri ospiti. Diceva bene anche per quanto riguarda il gusto, no? Il gusto rappresenta il 60%, il food rappresenta il 60% dell'attenzione che il nostro consumatore ha per l'altopiano di Asiago. E dovremmo appunto sfruttare questi canali. Voglio ricordare che ad Asiago ci sono anche 2 ristoranti stellati, e quindi in una località di montagna è quanto insolito trovare due realtà così preziose, 2 stelle Michelin che offrono sensazioni meravigliose per tutti i palati. Benissimo, allora noi chiudiamo per ora questo collegamento. Ringraziamo l'assessore per essere stato con noi, ci risentiremo di sicuro nei prossimi giorni, perché l'altopiano rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il Veneto, anche perché ci sono delle manifestazioni di cui parleremo magari la prossima volta che ci sentiremo con l'assessore, anche ad Asiago, che dovevano svolgersi quest'anno, molto importanti, di cui daremo conto ai nostri telespettatori. Ci si risentiremo, cercheremo di avere una connessione un po' più stabile anche per la qualità, insomma, della diretta. Ricordiamo che questa sera qui sul nostro telegiornale andrà in onda un servizio proprio su quello che Asiago sta facendo per ripartire una volta che il coronavirus sarà passato, quindi la linea diretta fra altopiano e Rete Veneta in questo caso è ancora più corta. Ringraziamo l'assessore Nicola Lobbia per essere stato con noi, grazie. Grazie mille, vi aspettiamo in altopiano quando sarà finita, grazie. Sì, mi raccomando, vi aspettano in altopiano quando sarà finita, perché andare su adesso non è proprio il caso. Dobbiamo ancora restare nelle nostre abitazioni, però dai, una luce, una speranza c'è. Bisogna sempre tenere lo sguardo fisso sulla speranza, sulla luce in fondo al tunnel, che, possiamo dirlo, si fa sempre più forte e più grande questa luce. Speriamo che tutto questo finisca, speriamo di poter tornare un giorno in altopiano quanto prima a godere delle sue bellezze, ma di godere anche le bellezze della Pedemontana, del Brenta, di tutto questo stupendo Veneto che è già pronto a riaccogliere i turisti una volta che il coronavirus sarà passato. Noi ringraziamo l'assessore, torniamo in studio
per ricordarvi che al termine di questa fase della nostra informazione saremo in onda con 2 ore di mantenimento fisico, ci sarà il Pilates, la Zumba, Tai Chi, ginnastica dolce, poi andiamo al Santo di Padova per la messa e poi torniamo con la nostra informazione. Per questo, per il momento è tutto, facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi.